E allora benvenuti i nostri cari amici di Veneto Agricoltura Channel con l'incontro che ormai è tradizionale con noi, benvenuti da Mimo Vita, ma soprattutto benvenuti dall'assessore regionale all'agricoltura e al turismo Federico Caner, che abbiamo il piacere di ospitare e spero ospiteremo con una certa frequenza perché è molto interessante per noi conoscere l'evoluzione ovviamente delle questioni agricole e turistiche a questo punto e il pensiero dell'assessore della giunta. Quindi buon lavoro perché sotto il periodo di Covid penso che il lavoro sia veramente impegnativo, assessore, anzi come sta reagendo? Sappiamo che il settore turistico è estremamente in difficoltà, quello in agricoltura un po' meno. Già il governatore Zaia nel 2005 aveva voluto i due assessorati insieme e lei in questo momento ripropone questa formula che dovrebbe essere utile ad entrambi. Sì, certo, innanzitutto grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Sì, diciamo che il periodo è un periodo assolutamente difficile perché purtroppo il Covid ha messo in ginocchio molte imprese agricole, ma anche, ahimè, imprese turistiche, anzi forse il turismo è il settore che più sta pagando questa situazione, addirittura con un meno 63% nel 2020. Il problema è che questa debacle del turismo si diciamo, traduce anche in mancati consumi di prodotti agricoli, soprattutto quelli tipici, quelli destinati in particolare al canale Horeca, quindi dell'hotellerie, della ristorazione, del catering e quindi anche il mondo agricolo ha risentito tantissimo purtroppo di questa minor presenza turistica in termini di consumi all'interno appunto del canale Horeca, ma anche di consumi legati agli acquisti che i turisti facevano sul territorio, anche come gadget, come produzioni agricole da consumare in loco o anche da portare a casa. Quindi sicuramente è un danno elevato. L'idea del presidente Zaia di rimettere insieme agricoltura e turismo ha proprio questo significato, quello di puntare molto in un turismo slow, cioè lento e green, verde, legato al territorio, e quindi tutta la tematica relativa alla promozione dei nostri prodotti agricoli, soprattutto quelli a chilometro zero, insomma le piccole produzioni, ciò che fa anche dell'identità della nostra regione, ci trova assolutamente diciamo sul pezzo e concordi nel portare avanti questo connubio tra turismo e agricoltura. È uno degli attrattori a proposito proprio per quanto riguarda il turismo per venire sul nostro territorio è quello del vino. Soprattutto le nostre colline del Prosecco sono un luogo incredibile e in questo momento ci sono belle iniziative anche per renderle ancora più importanti. Però abbiamo un problema sul Prosecco di OCG, proprio è questione di cronaca, quindi volevamo entrare, ecco, per fare una breve sintesi, diciamo che non si trova un accordo per per i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio, c'è una piccola querela. Qual è la posizione della Giunta e dell'assessore? Guardi, come lei ben sa, noi non possiamo intervenire a gamba tesa, nel senso che non abbiamo competenza diretta come regione. È ovvio però che seguiamo con interesse e anche con preoccupazione quanto sta avvenendo nel consorzio di OCG, perché queste polemiche, soprattutto anche poi che si traducono in uscite giornalistiche, non fanno bene né al nostro territorio, né a livello locale né a livello internazionali in termini di promozione del prodotto, ma anche se vogliamo di produzione turistica. Quindi noi sollecitiamo, l'ho fatto anche oggi in una riunione che ho avuto con alcune categorie, di trovare assolutamente un accordo interno, quindi un maggior dialogo tra i vari componenti. Se serve, noi come Regione siamo comunque disponibili ad aprire un tavolo di discussione per poter facilitare questo accordo, questa discussione, che però deve trovare fine perché altrimenti rischia di metterci in forte difficoltà. Poi ciò che accade nel consorzio di OCG rischia anche poi di avere degli effetti anche negli altri consorzi, quindi
è bene che ci sia un dialogo interno e un dialogo con la regione e anche con le associazioni di categoria che insomma su questo possono anche loro dire la propria parte, sempre nella logica di cercare di risolvere i problemi. Grazie. Allora, a proposito di problemi, abbiamo detto del Covid prima, però il Covid apre anche delle prospettive se vogliamo guardarlo in maniera utilitaristica, perché il recovery plan porterà molti soldi. Da questo punto di vista, certo, una parte non secondaria verrà all'agricoltura, e poi anche alle azioni green, anche in agricoltura, ovviamente immagino anche al turismo sicuramente. Ecco, allora, da questo punto di vista, che cosa chiede la Regione Veneto al governo? Per quanto riguarda il recovery plan, noi abbiamo delle idee molto chiare. Nei 155 progetti che abbiamo presentato per quasi 23 miliardi e mezzo di interventi, molti riguardano il settore dell'agricoltura, in particolare tutto il tema dei consorzi di bonifica, che sono fondamentali, cioè fare investimenti nei consorzi significa una maggiore e miglior gestione dell'acqua, che è, come lei ben sa, sempre più importante per quanto riguarda l'agricoltura veneta e non solo, e quindi poter fare degli investimenti strutturali importanti con progetti che sono già stati anche preparati, quindi insomma stiamo parlando di progetti che non sono a divenire, ma progetti in alcuni casi anche esecutivi, e quindi noi sappiamo che possiamo anche spendere immediatamente queste risorse che ci possono essere messe a disposizione. Quindi sicuramente il tema della bonifica è importante, con svariate decine di milioni di euro di interventi. Già è stato fatto molto negli ultimi anni, anzi siamo la regione che più è intervenuta da questo punto di vista, portandosi a casa grandi risorse a livello ministeriale grazie proprio alla progettualità dei nostri consorzi. Nel recovery plan su questo continueremo, nel senso che i progetti che abbiamo presentato vanno su questa strada, e poi c'è un altro tema fondamentale che dobbiamo assolutamente trattare, che è il tema del PM10 e dei nitrati, quindi il tema dell'aspetto green, diciamo verde in agricoltura, fondamentale, perché questa è un'area, non solo la regione Veneto, ma tutta la pianura padana, che purtroppo è anche in infrazione europea proprio per il tema del PM10, e sappiamo che una parte di responsabilità, anche se minore rispetto alle altre, ce l'ha anche l'agricoltura con la zootecnia, pari a circa un 22% delle emissioni in atmosfera. L'altro 39% è a carico diciamo della mobilità veicolare, sia diciamo auto che per quanto riguarda veicoli pesanti, e l'altro 39% da riscaldamenti privati in particolare o industria. Quindi la zootecnia, diciamo, interviene meno delle altre due componenti, però sicuramente è importante. Ecco, io credo che nel recovery plan ci sia la necessità e l'importanza anche di fare un intervento coordinato tra le regioni del nord, quindi non solo Veneto ma anche Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, per intervenire in maniera da dare delle contribuzioni importanti ai nostri agricoltori, per intervenire per esempio, che ne so, per coprire le vasche liquame, per mettere in pratica buone pratiche come possono essere quelle dell'espansione della digestione anaerobica, quindi il biometano, insomma per mettere insieme tutte quelle buone pratiche che ci possono permettere di dare anche delle risposte, perché altrimenti il rischio è che questa infrazione europea, oltre a far partire qualche avviso di garanzia, ma ci taglino anche le risorse PAC 2021-2027, perché poi ovviamente il Ministero si rivale sulle regioni che non fanno delle azioni competenti. Noi le azioni, a dire la verità, le abbiamo già messe in campo da mo', però dobbiamo spingere molto di più su questo settore, e il recovery plan penso che ci possa mettere a disposizione tante finanziamenti per cercare di risolvere anche questa problematica. Certamente, certamente, ma restiamo sulla PAC, visto che l'ha citata. Allora la PAC, la nuova PAC partirà fra 2 anni, è stata prorogata, però fra 2 anni ovviamente in questo momento c'è tutto un dibattito per vedere come questi soldi che arriveranno appunto dall'Unione Europea verranno suddivisi. C'è polemica, so che la notizia è che diciamo, c'è un cartello di 15 importanti regioni, tra cui il Veneto,
per far pressione sul Ministero per raggiungere che cosa? Guardi, il Veneto penso di poter dire con orgoglio che sia dal punto di vista politico che tecnico ha cercato di guidare, anche se vogliamo, questa protesta legata alla ripartizione delle risorse legate al FESR, quindi alla PAC, che assolutamente come criterio devono cambiare. Cioè noi purtroppo siamo stati abituati dal 2000 ad avere una ripartizione delle risorse che prevedeva che quasi il 60% delle risorse vadano a 6 regioni del sud. Allora, noi questo lo potevamo capire in un primo momento, cioè dal 2000 al 2006, quando gli stessi regolamenti europei dicevano che almeno il 50% delle risorse dovevano andare a 5 regioni e le indicava anche quali. Tra queste c'era Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, e diciamo che la stessa Commissione europea dava questo inquadramento per un riequilibrio territoriale. Questo però, attenzione, valeva dal 2000 al 2006. Dal 2006 in poi questi regolamenti sono stati aboliti e nessun regolamento europeo ti dice come tu debba ripartire le risorse finanziarie all'interno delle regioni, cioè all'interno degli Stati membri in sostanza. Purtroppo si è continuato a procedere negli anni con questa ripartizione a discapito di ben 15 regioni. Attenzione, 15 regioni che non sono solo regioni del nord, cioè dentro le 15 regioni ci sono anche regioni del centro e regioni anche del sud. Quindi queste regioni oggi si sono coalizzate nel chiedere un cambio di questi criteri, che non possono essere il criterio storico, cioè continuare ad avere in maniera diciamo sproporzionata e senza giustificazione, ma i criteri sono dei criteri oggettivi legati per esempio, che ne so, al numero di aziende agricole, al numero di SAU, di superficie agricola utilizzata, alla PLV, insomma ci sono una serie di criteri oggettivi che sono stati utilizzati anche per esempio per il riparto dei minimis del 2020 e che possono essere ripresi. Quindi le 15 regioni chiedono questo. Purtroppo ad oggi siamo in una situazione di scontro totale tra le 15 regioni e le altre 6 che invece non vogliono nessuna mediazione ma continuano a chiedere il riparto storico, cosa che non possiamo più accettare, ma non possiamo accettare per un motivo. Io purtroppo oggi non ho più risorse sufficienti e adeguati per rispondere al mondo agricolo, in particolare penso al primo insediamento. Noi oggi riusciamo a rispondere solo a metà delle domande che ci vengono fatte dai nostri giovani agricoltori che vogliono partire, oppure al tema, come dicevamo prima, dell'ambiente, del contrasto al PM10 e quindi a tutte queste misure che devono essere incentivate, perché altrimenti difficilmente l'agricoltore ha le risorse per poter intervenire, senza pensare all'attività cerealicola che è in forte difficoltà, insomma a tutte quelle produzioni che hanno bisogno di sostegno, tra cui anche l'agroindustria. Quindi noi riteniamo che questa sia la madre di tutte le battaglie, che prima o poi debba essere fatta, e adesso siamo nel momento giusto per farlo. Ci sarebbero molte domande da farle su questo, ma ormai il nostro tempo sta scadendo, quindi le farò l'ultima domanda che interessa molto anche Veneto Agricoltura, perché lei sa da molti anni Veneto Agricoltura organizza il Festival delle DOP, anche quest'anno immagino che lo organizzerà, ma non voglio parlare di questo, ma voglio parlare soprattutto del fatto che queste sono le eccellenze del nostro settore primario, queste sono veramente le punte di diamante. Ecco, come quindi continuare a valorizzare questo particolare pacchetto, che è un pacchetto però che dà un segno molto forte verso l'esterno, quello delle DOP e dell'IGP? Assolutamente è fondamentale valorizzare i nostri prodotti tipici locali. Questo lo si fa sicuramente anche con una nuova normativa legata ai prodotti a chilometro zero, però io penso che sia anche importante e fondamentale promuovere questi prodotti anche all'interno della grande distribuzione. Ecco, qui mi spiego meglio. Sicuramente noi vogliamo che la grande distribuzione metta nel circuito e spinga sempre di più la promozione di questi prodotti, però vogliamo anche garantire ai nostri agricoltori quella redditività giusta che deve essere assegnata. Quindi la Regione Veneto sta spingendo proprio per creare un protocollo d'intesa tra Regione stessa, associazioni di categoria
e la grande distribuzione o chi vuole starci della grande distribuzione per assegnare, per permettere di utilizzare il logo per esempio del Land of Venice, che è un luogo di promozione anche turistica e territoriale da inserire nei prodotti certificati, quindi GP, DOP e anche qualità verificata in aggiunta, diciamo, però lo si fa, diciamo, a fronte di un accordo che impegna anche la grande distribuzione a pagare il giusto prezzo per questi prodotti che devono avere la giusta redditività e consentire quindi anche all'agricoltore non solo di certificarsi sempre di più, ma appunto di non vendere i prodotti sotto costo ed evitare insomma quella spiacevole situazione che purtroppo oggi vede il mondo produttivo sempre penalizzato nella catena, diciamo, nella grande catena della commercializzazione. Allora, grazie all'assessore Federico Canella, assessore all'agricoltura e al turismo della Regione Veneto, è stato nostro ospite oggi e lo ringraziamo molto. Gli proporremo un incontro, ecco, periodico, in modo tale da tenervi sempre informati su quello che c'è sul piatto, un bel modo di dire forse. E allora chiudiamo qui. Veneto Agricoltura Channel vi dà l'appuntamento alla prossima puntata. Grazie assessore, Mimmo Vita vi saluta.